Oggi Palazzo Ferrofini, il Consiglio regionale, ospita il laboratorio formativo chiamato Il Giardino della Legalità. Un'esperienza per ragazzi e studenti che ha lo scopo di approfondire i temi delle mafie, della legalità, dell'impegno personale e sociale nei confronti di questo fenomeno. Il Consiglio regionale ha una legge 48 del 2012 che progressivamente viene attuata anche attraverso questi incontri, queste esperienze. Quindi volentieri lo consideriamo un investimento, perché i ragazzi che a contatto con l'istituzione capiscono che il problema c'è, che bisogna affrontarlo insieme, che ognuno di loro quotidianamente ha uno spazio di azione che è tutto suo e che nella lotta alle mafie richiede comportamenti, stili di vita, capacità di reazione e di denuncia. Ecco, tutto questo è un patrimonio che insieme costruiamo anche in Veneto per far sì che la legalità prevalga su quello che è invece il sottobosco delle mafie, della criminalità, dello sfruttamento e delle ingiustizie. Il Veneto vuole guardare al futuro in maniera positiva anche con questa esperienza del Giardino della Legalità. I partecipanti oggi a questo laboratorio formativo hanno scelto liberamente di impegnare una settimana delle loro vacanze estive per approfondire il tema delle mafie. Quindi un ringraziamento e un complimento per questa scelta, che sia ad esempio anche per altri, perché, come ripeto, l'impegno va condiviso e allargato a quanti hanno sensibilità e hanno a cuore il bene comune. È stata sorta la proposta di fare un tagliando a quella che è la legge 48, che è attualmente vigente e che sicuramente è stata una legge importantissima per questa regione, perché abbiamo cominciato a parlare in modo più pregnante di mafia, e la proposta anche di provare a avviare una normativa sulla partecipazione, visto che il tema era antimafia sociale e periferie, e credo che uno degli elementi più importanti sia proprio quello di capire come nei vari settori, dall'aspetto urbanistico all'aspetto invece più sociale, all'aspetto culturale, si possa creare maggiore partecipazione attiva da parte delle associazioni dei cittadini, di come la regione possa sempre di più, lo svolge già in parte, un ruolo di indirizzo, di controllo e di unione tra queste diverse realtà, proprio per riuscire a creare quell'aggregazione che è utile e indispensabile per cominciare anche a sconfiggere questi fenomeni. E giustamente è emersa la necessità dentro queste normative anche di mettere insieme, per quello parlo di normativa di partecipazione, l'elemento di mafia, di corruzione e di povertà, che sono elementi che se non si mettono insieme, diciamo l'uno con l'altro, forse perdiamo dei pezzi per strada e non riusciamo ad arrivare all'obiettivo finale, che è quello sicuramente di una maggiore legalità e di sconfiggere quello che è il fenomeno mafioso, e che trova anche qui in Veneto posto, perché si sta insediando proprio in quelli che sono anche dei settori produttivi e ricchi. E quindi credo importante anche ridare dignità a quello che è il ruolo della politica, che i ragazzi ci hanno chiesto, insomma, di avere maggiore credibilità. Qualcuno ha detto che ci vuole maggiore credibilità dello Stato. Io credo che le istituzioni siano un elemento importante, credo che questa richiesta vada accolta immediatamente, anche con proposte concrete come quelle che ho citato prima.